E a questo punto la palla passa all'amministrazione comunale che ha avuto degli input, vero assessore? E hai conosciuto l'assessore quando lei era presidente della regione. E a che volta si ragionava di questi robi? Intanto buonasera a tutti, vi porto il saluto dell'amministrazione comunale e del sindaco Fontanini, che non è potuto essere presente qua perché aveva impegni concomitanti, ma che su questo tema di Romeo e Giulietta ci crede fortemente, tant'è vero che l'ha inserito nel suo programma elettorale, e soprattutto che ha cercato già di dargli grande impulso quando era presidente della provincia di Udine, organizzando già degli eventi che hanno già visto protagonista, fra l'altro anche Comelli, assieme all'assessore provinciale Elena Lizzi, proprio perché hanno capito da subito le potenzialità della storia del mito di Romeo e Giulietta friulane, e soprattutto perché è partito, che è anche un mio convincimento, dal fatto che qua partiamo da lontano, partiamo da una storia che ha una data precisa, e quindi il 26 febbraio del 1511, quindi più di 5 secoli fa. E io penso che sia importantissimo sempre partire dalla propria storia, dalle proprie origini, dalla propria identità, e costruire un percorso assieme a tutti i soggetti che, come sono stati elencati prima, possono e debbono essere coinvolti in un processo come questo, che è senz'altro un obiettivo ambizioso, quello che è stato indicato oggi dagli illustri relatori, che ringrazio perché in modo molto appassionato stanno lavorando da più di 20 anni su questo tema qua, oppure da meno, come la giovanissima poetessa. Devo dire che ho molto apprezzato il suo lavoro e la ringrazio, perché è anche importante che poi tutto questo venga tramandato e venga portato avanti dalle nuove generazioni, perché partiamo da lontano, ma bisogna che poi qualcuno porti avanti tutti questi temi qua. Quindi è prezioso anche il lavoro che sta facendo anche la collega Marioni, no? Proprio di divulgazione di questo anche alle nuove generazioni, ai giovani, appassionandoli, perché possono diventare occasioni importanti quando abbiamo presenze sempre più numerose, sempre più autorevoli a Udine e in Friuli, di turisti che vengono qua perché magari con altre finalità, però alla fine poi restano affascinati da quello che è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre bellezze anche paesaggistiche, storiche, e quindi tutto questo è un mix che dal punto di vista turistico, venga un po' alle mie competenze, è senz'altro una risorsa che noi dobbiamo saper sfruttare e valorizzare. Grazie anche a Francesco Frattolin, perché con la sua simpatia senz'altro è riuscito stasera a coinvolgere tutta questa platea, che non è mai facile riuscire a rendere, ad appassionare tutti attorno a un tema, perché la prima grande sfida è proprio quella di appassionare tutti sul tema di Romeo e Giulietta e di Luigi e Lucina, perché se voi andate in giro chiedendo città e fuori dalla città, non so quanti effettivamente conoscano la storia e siano coinvolti in questa storia qua. Ci sono, come vedete, anche altre località, vedo qua Aris piuttosto che Brazzacco, più altre località del nostro amato Friuli che sono coinvolti, quindi ci sono già rappresentanti anche delle istituzioni che si sono mosse assieme agli studiosi, assieme alle associazioni su questo tema qua. Però secondo me c'è ancora molto da fare in questo senso qua, nel senso che dobbiamo riuscire a coinvolgere sempre di più tutte le realtà che sono state indicate prima dal professore, perché solo in questo modo qua possiamo confezionare un prodotto turistico che poi dobbiamo essere abili noi tutti assieme a commercializzare in qualche modo. È una sfida che io raccolgo, che il sindaco Fontanini raccoglie l'amministrazione, perché ne aveva già avuto diversi incontri insomma su questo tema qua, grazie anche al calore e alla passione che mette il dottor Comelli, no? Che ci ha già detto che la place più brutte di Udine della Friuli, e in effetti questo
è un dato di fatto, perché se noi andiamo a raccontare la storia di Lucina Luigi e poi portiamo i turisti sul luogo, è difficile che possano riconoscersi in questa storia d'amore bellissima, affascinante, anche se drammatica, ma come è stato detto prima da coloro che mi hanno preceduto, le cose anche drammatiche hanno un loro fascino e hanno una loro ragione d'essere e una loro forza anche di attrazione, che è importantissima, insomma. Per cui già quando ero Presidente del Consiglio regionale io ero rimasto affascinato dalla storia, perché poi parliamo delle nostre casate storiche, insomma, dei Savognan, che sono anche nello stemma del comune di Udine, insomma, quindi partire sempre dalle nostre radici, dalla nostra storia, dalla nostra tradizione è una cosa importantissima e che ci riempie d'orgoglio, ma anche ci fa guardare sempre con ottimismo alle sfide che dobbiamo affrontare per fare qualunque cosa. Insomma, partiamo sempre da lontano e quindi chi parte da lontano non si spaventa per i primi ostacoli o per le prime avversità che trova, no? Perché poi ci sono tanti anche che sono scettici, non ti nascondersi, perché altrimenti forse questa storia qua dopo 20 anni poteva essere già molto in uno stato più avanzato dal punto di vista della promozione dell'evento, dal punto di vista anche del ritorno turistico della cosa, no? E quindi vuol dire che c'è stato qualche stop and go, insomma, sulla cosa, no? Quindi noi riprendiamo questa storia molto affascinante, ringraziamo poi per i continui spunti e le aggiunte che anche prima sono state indicate con ricerca storiche che sono molto affascinanti, che è quella che poi ha il potere di attrarre anche i turisti, i visitatori, perché poi il mito c'è, ma bisogna anche saperlo creare, bisogna continuamente approfondirlo, aggiornarlo e coinvolgere tutti su questa iniziativa qua. E quindi prima di tutto dobbiamo convincere tutti i friulani che la storia è friulana e non è facile. E poi dobbiamo coinvolgere tutti gli operatori economici, perché può diventare un prodotto che può dare grandi soddisfazioni anche sotto il profilo economico, un ritorno, e quindi tutti quelli che lavorano nel turismo dovrebbero in qualche modo essere coinvolti in nella promozione di questo evento, quindi essere resi consapevoli, ma anche capire che poi sono opportunità non solo nella data dell'evento del 26 di febbraio, ma come è stato detto prima, gli step devono essere nell'arco dell'anno, perché gli eventi si progettano, si realizzano e poi il mese dopo si inizia già a studiare l'edizione successiva e quindi bisogna vedere come fare per promuovere in modo adeguato questo evento qua. Quindi è una sfida non semplice, però molto avvincente come tutte le sfide, e poi che penso possa dare grande soddisfazione alla città di Udine ma all'intero territorio friulano, perché come abbiamo visto non coinvolge solo la città di Udine, e soprattutto partendo da quelle che sono la nostra storia, le nostre casate storiche, i Savognan. E quindi senz'altro io ringrazio di nuovo tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa serata, che diventa un altro momento importante come gli altri che sono stati realizzati fino adesso per far conoscere la storia di Luigi Lucina, ma è un ulteriore mattone che noi andiamo ad aggiungere in una costruzione che dobbiamo continuare a fare tutti assieme, ma soprattutto di coinvolgimento delle future generazioni, dei giovani, e ringrazio Cristina qua per le bellissime poesie che è riuscita a creare attorno alla storia di Luigi e Lucina, ma soprattutto anche poi categorie economiche, ovviamente quello è più compito mio, però che ci sia una diffusione fra tutti i furlans, è una convinzione che questa è una storia nostra, è un patrimonio nostro, che non c'è nessun antagonismo con Verona, anzi, tant'è vero che 10 anni fa, proprio quando è stato organizzato un evento in provincia su questo tema qua, aveva partecipato anche il sindaco Tosi alla cosa, proprio perché c'è un interesse reciproco. Il mito resterà sempre loro, ma noi dobbiamo dire la storia vera è nostra
Ecco, quindi questa è la sfida forse anche più alta, più difficile, proprio quello di convincere noi friulani che la storia è Iennestre e non di qualcun altro. Quindi se tutti voi mi date una mano, come state già facendo, io penso che questa sfida noi la possiamo raccogliere, possiamo anche vincerla, però come vi dicevo va fatto un lavoro come sempre di squadra, di diffusione di quella che è la conoscenza e della vera storia di Romeo e Giulietta, e soprattutto convincere tutti che questo, al di là dell'aspetto storico, culturale e identitario, può essere anche una grande occasione economica di promozione del nostro territorio, perché la città di Udine vede spesso tantissimi turisti, penso solo agli altri grandi eventi, faccio un po' di marketing degli eventi che stiamo realizzando, fra un attimo abbiamo i campionati europei di calcio Under 21, come è stato detto prima abbiamo Friuli Doc, porteremo Ein Prosit da Malborghetto a Udine, quindi come sentite già dalla mia pronuncia, anche se scarsa, di tedesco, parliamo degli amici austriaci, degli amici tedeschi, degli amici della Slovenia o della Croazia, proprio perché siamo orgogliosi che nella nostra regione si parlino correntemente 4 lingue, l'italiano, il furlano e lo sloveno e il tedesco, quindi anche questa è una grande ricchezza culturale, ma non solo, anche dal punto di vista turistico. Quindi io penso che assieme possiamo fare grandi cose, l'amministrazione comunale c'è e il sindaco Fontanini anche. Vi ringrazio.